Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. È la 14ª giornata, la terza di ritorno del campionato di Serie A Tesis. È Audace Calcio a 5 Verona, Montesilvano Futsal Club. Le rossonere di Andrea, appunto, lo scorso anno persa 4-3 a Pescara contro il Falconara alla lotta salvezza, a questa lotta salvezza che oggi vive questo fondamentale snodo, questo cruciale appuntamento. Minuti. Si cerca ora appunto di aumentare questa intensità con Evelyn che recupera la palla vagante, la gioca poi verso Maretti che osserva il movimento delle compagne, viene dentro il campo con il mancino, supera grazie al blocco di Puttov la diretta verso la palla verso Barban che non riesce a calciare, ancora Evelyn che calcia e in diagonale trova dopo 4 minuti e mezzo di gioco il vantaggio per l'Audace Calcio a 5 Verona. È il quarto stagionale di Evelyn Luana Tosetto, 1-0 Audace Verona. 2003, ex Unidep Prato Branco. Può ora partire Maretti che questa volta con il destro, con il piede che non è il suo preferito, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta di filo del futsal abruzzese. Può ripartire in contropiede l'Audace Verona, attenzione alla palla verso Maretti, ancora Maretti che questa volta si mangia, si divora letteralmente il gol del 2-0. Bellissima azione di ripartenza in tandem tra ripartire, una nuova azione delle compagne. Palla lunga verso, attenzione alla palla recuperata da Spadano che può calciare, ha parato Verdù, Spadano che stava per punire la leggerezza, l'ingenuità da parte di Maretti e poi con Natascia Barban e Evelyn Luana Tosetto, è proprio la numero 77 che gioca il pallone, calcia e trova all'11° minuto il 2-0, doppietta di Evelyn Luana Tosetto, 2-0 Audace Verona. Luana appunto che ha decisamente rivoluzionato il proprio roster. Bella parata di Verdù con i piedi sul tentativo di Spadano verso il primo palo, poi in anticipo Masciulli favorisce nuovamente il recupero palla da parte del numero 12 ex kickoff, palla per Ortega che calcia, palo clamoroso, la palla che torna da Dincecco che colpisce, se non vado errato, Melissa Barban. Marcella, bella giocata di Dincecco, ancora Dincecco supera un'altra avversaria, Dincecco calcia, grande parata di Verdù, molto brava a superare due avversari, il tiro da parte di Spadano, rientra in partita il Montesilvano, Spadano, tiro deviato, 2-1. Nono gol comunque, che è comunque risultata decisiva nel ingannare Verdù. Attenzione a Spadano che anticipa Maretti, viene poi anticipata da Verdù. Silvano, nulla di grave però, nessuna conseguenza, prova la giocata profonda Melissa Barban verso Puttov, fermata da Ortega, attenzione a Masciulli che allarga verso Dincecco controlla male, fermata da Evelyn, decisiva, davanti e dietro, e non ha dunque trattenuto Verdù. La palla verso Masciulli da parte di Ortega che poi detta il passaggio centralmente alla compagna, cerca ancora la compagna, ancora 5 secondi, pallone che morirà probabilmente qui, attenzione a Masciulli che prova ad andarsene. Fondamentale intervento difensivo da parte di Natascia Barban, su cui finisce la prima frazione di gioco al Pala Lupatottina a 5 e al numero 11 nel finale al 18°. Attenzione a Puttov che si lancia, chiede il fallo da parte di Ortega, anche se sono proteste solo abbozzate. Bella para di partenza della partita, attenzione clamorosa situazione davanti a Verdù, difficile anche da commentare, palla in profondità di Spadano verso Ortega che tagliava verso il secondo palo, uscita di Verdù, no. Ortega calcia, Masciulli non riesce a coordinarsi, a indirizzare alle spalle di Verdù. Puttov che si è attardata nel rilancio del pallone, ne stava per approfittare proprio Masciulli, suola di Maretti, la palla dentro, grande parata di Marcelli su Natascia Barban, servita pecca forse con un po' di troppa insistenza. Spadano che calcia, era andata con forse troppo spazio Dincecco, palla per Donati, palla dentro, Masciulli e nessuno che riesce a calciare, erano in due a porta vuota, incredibile. Era la palla dentro, tira Ortega, palla alta di poco, finisce qui, incredibile finale, emozioni a non finire, finisce 2-1 per l'Audace Verona sul Montesilvano Futsal Club. Le reti tutte nel primo tempo. Al 5° minuto Evelyn Luana Tosetto, all'11° ancora
Evelyn per la doppietta personale e il gol numero 4 e 5 personali della sua stagione.